Non siate giovani appassiti, in pensione prima del tempo. Nella vita imparate a rischiare raggiungendo mete importanti. Così Papa Francesco agli studenti dell'Istituto Vescovile Gregorio Barbarigo di Padova, ricevuti in aula Paolo VI. In un clima di gioia e di spontaneità, il pontefice risponde a braccio alle domande di una ragazza e di due ragazzi e ricorda che nella vita niente è gratis, solo l'amore di Dio. Di qui l'invito ad andare sempre avanti nello sforzo di ogni giorno, ripudiando ogni forma di mediocrità, così come la cultura della morte, del silenzio complice e dello scarto. Ai numerosi ragazzi presenti Papa Bergoglio chiede di essere concreti, di non fare scelte da laboratorio, mosse da un semplice interesse economico, ma di mettersi al servizio degli altri, di guardare l'orizzonte con passione e audacia. I giovani devono essere inquieti, non da divano, in cammino, sempre cercando di più, con la memoria delle radici, ma guardando l'orizzonte, e appassionati. È brutto incontrare i giovani appassiti. I giovani appassiti sono coloro che mettono la sua gioia nelle cose superficiali della vita, no? E non vanno in profondità alle grandi domande. Appassionati. La vita si gioca con passione.